Allora, buongiorno e ben ritrovati. Dunque, è il 14 gennaio, il giorno dopo questa crisi diventata davvero reale, con l'intervento di Matteo Renzi in conferenza stampa, con oltre quasi un'ora, insomma, di ritardo rispetto a quanto pattuito. Era previsto alle 17:30, si è presentato alle 16:20. Buongiorno e ben trovati a tutti. È tardissimo, dunque cerchiamo di capire un po' che cosa ci raccontano oggi i quotidiani e quali scenari ci sono. Vediamo se vedo i commenti da qualche parte o, come al solito, mi devo rassegnare e mi dispiace. No, li vedo qua. Buongiorno Ornella, eccoli qua. Donald, ciao, ben trovato, buongiorno a tutti. Allora, ci vediamo intanto questa sera a Ring su Tele4 alle 21, perché dobbiamo parlare ovviamente di tutto quello che sta succedendo, collegamenti da Roma, ospiti, insomma, Katia, ben trovata anche a te, e con tutto quello, Aldo, con tutto quello che sta succedendo. Intanto, in questo 14 gennaio del 2021, se un merito, diciamo, può averlo in questa strana crisi, in un momento folle e pazzo, Matteo Renzi, è quello di aver un po' sanificato anche il dibattito di tutti noi, non so se migliorato ovviamente o peggiorato, però ripulito poi i giornali dall'unica notizia che di solito c'è ovunque, che è quella dell'emergenza sanitaria, quindi del virus, della paura, tant'è che persino la protesta degli io resto, io apro, cos'è? Io apro il 15 gennaio, che sono i ristoratori che vogliono tenere aperto anche la sera. Che ne sarà di noi, Vittorio? Non ne ho idea, vediamo che cosa succede. Secondo me il problema è che non rischia di essere più lunga di quello che prevediamo questa crisi. Ma prima di tutto questo, dicevo, un po' ripuliti dall'unica cronaca che abbiamo sempre letto e commentato ormai in questi mesi, che è quella del virus. Quindi si torna a parlare un po' di politica. Non so se è politica politicante che è assurda un po' a un valore più alto rispetto alle esigenze del paese, come scrive qualcuno sui giornali, ma questi politici che pensano di avere un ruolo più importante rispetto, diciamo, al governo di questa emergenza in un momento fortemente critico per tutti noi. Ma dicevo, almeno per discutere di quello che succede a Roma troviamo un po' di meno di quel che è l'emergenza coronavirus sui giornali. Poi ci sono tutta una serie di aspetti, arriviamo al Veneto, alcune cose che ieri sono state approfondite in conferenza stampa, vedremo oggi cosa dire Zaia, insomma molto interessanti. E poi il caso Donat-San, ancora faccetta nera cantata alla Zanzara Radio 24, che costa un intervento particolare in regione con un appoggio da parte della Lega, per cui l'opposizione comunque mette nel mirino come si chiama, Donat-San, e dietro c'è lo scontro Lega-Fratelli d'Italia. Bene. Cosa ha detto Matteo Renzi? Per me non cambierà niente, Renzi non vuole il voto popolare. Rina, allora, se ricordate, ieri abbiamo citato l'esito del sondaggio di Ring di Antena 3, dove la stragrande maggioranza ha detto meglio andare al voto. Invece Ettore Rosato, il braccio destro di Matteo Renzi, ospite da noi nella parte iniziale di Ring dell'altra sera, ha detto: io a questo sondaggio non voterei, non direi andiamo a votare. Quindi anche questo è molto interessante, anche perché non lo trovate da nessuna parte. Ma non solo abbiamo fatto la riduzione di un numero considerevole di parlamentari, ma non c'è una legge elettorale. Cioè, hanno cambiato, per carità, un po', si discute ancora in Parlamento non di distretti, come si chiamano, vabbè, insomma, la cartina del voto e quindi dei collegi, ecco, per il futuro, perché non manchino eccessivamente parlamentari in rappresentanza in alcune aree. Ma insomma, manca una legge elettorale, quindi è inutile che discutiamo dell'ipotesi di andare a voto. Sentiamo Giorgia Meloni che dice andiamo a votare tutti, ma anche perché dai sondaggi Fratelli d'Italia, essendo cresciuto di una percentuale notevole, sarebbe l'unica che rispetto a tutti gli altri che avrebbero molti meno voti eletti avrebbe più eletti rispetto alla condizione attuale. Non lo vuole perché con il 2% non entrano neanche con i pacchi di Amazon. Giuseppe, fantastico. Va bene, è vero, però sta proprio lì con tutto. Quando sentite, diciamo, tutte queste forze politiche che non hanno paura del voto, certo c'è di solito un'opposizione che magari, come in questo caso, se si sente cresciuta nel paese, ha tutto l'interesse. E qui si apre. Però non credeteci, insomma, di norma, ecco, questo volevo dire, perché sono tutti pronti a parole a dire andiamo a votare, poi pochi lo vogliono fare.
dobbiamo inserire il tema della crisi pandemica di questo momento. Ma prima di questo, ieri durante la conferenza stampa, lo riportano oggi i giornali, Zaia si è espresso sulla crisi con una visione un po' diversa rispetto a quella del leader Matteo Salvini, e ha detto sarebbe tragico andare al voto con il virus. Cioè, su questo è stato molto chiaro. Lui, che tra l'altro diceva per l'estate scorsa, quando tutti dicevano non andate a votare perché c'è il virus, lui diceva potremmo andare a votare. Alla fine si è votato a settembre, quindi non con quella idea che invece aveva Zaia di votare al momento giusto, quindi 4 mesi prima. L'unica che ne verrebbe fuori prendendone meno, come meno? È vero, l'unica che ne verrebbe fuori perdendone meno è la Meloni. Sì, giusto Silvia, esatto. Se il virus è nell'aria, cosa dobbiamo chiudere? Italo, ma non lo so, ho visto anch'io, l'abbiamo detto tante volte, sotto le scarpe, nell'aria, ovunque. Non lo so, questo non voglio esprimere perché non so. Il toscano è un bischero, sapeva già, dice Sergio, che con nulla sarebbe stato l'ago della bilancia. E beh certo, ma questo è nella storia, non è che si è inventato nulla, no? Quante volte appunto nel nostro paese, anche nei governi Berlusconi, altri governi solo molto più recentemente, chi ha meno è riuscito a determinare le scelte. Allora, quindi cosa diceva? Ieri raccontavo, diciamo, in un piccolo tweet ho scritto che l'avanti con Conte, che si sono subito messi tutti di corsa a esprimere, a scrivere sui social, è secondo me il famoso nuovo Enrico stai sereno, cioè è un po' perché se da un lato adesso Conte è talmente imbufalito da voler andare alla famosa conta dei voti, cioè vedere che cosa succede, allora solo in quel caso, se va male, si deve dimettere, va da Mattarella, perché in tutto questo fino adesso, al di là del colloquio che ieri Conte e Mattarella hanno avuto, non è coinvolto il capo dello Stato ancora. E pur avendo detto nel suo discorso di fine anno che sarà molto presente in questo 2021, l'ultimo suo anno da Presidente della Repubblica, ha detto. Però fino a questo momento non è tecnicamente coinvolto dal punto di vista della nostra Costituzione, finché appunto non c'è una crisi con la dimissione e tutto il resto. Quindi che fa Conte? Va davvero alla conta? Sta cercando i responsabili? Questo è molto probabile, però al di là di tutto io vedo tra le ipotesi quella più lontana, ma in realtà forse quella che diventerà poi più concreta, il famoso governissimo, il famoso governo più allargato, perché alla fine ieri è stato necessario, anche se era una mossa simbolo di risposta, di immagine, e non solo, probabilmente il vertice del centrodestra, quindi Salvini, Meloni, Tajani, gli altri, Lupi, Toti, eccetera, si sono riuniti un po' per dire, prima, noi ci siamo compatti, secondo, allo stesso tempo può essere un segnale di debolezza, come dire, oh, decidiamo una linea che sia comune per tutti quanti. Terzo, per saper controllare il rischio responsabili, che può essere maggiormente presente dentro Forza Italia, che può essere in maggior parte presente nei partitini minori che vi ho citato poco fa, magari meno nella Lega e Fratelli d'Italia, però allo stesso tempo questo vertice del centrodestra ha una duplice, triplice valenza, se ci pensate un po', nella giornata di ieri. Sta arrivando il Ter, dice Aldo, ma purtroppo le terga sono le nostre. Ferdinando ci saluti. Ti stiamo sentendo al lavoro, siamo Luisa Piera Ornella. Ciao Luisa, un abbraccio a tutte. Ma al lavoro dove? Va bene. La mossa di Renzi è l'ultimo tentativo disperato di farsi ricordare per qualcosa, o meglio per quello che è. La famosa mossa del cavallo sarebbe la quarta dopo il patto del Nazareno, il Mattarella e fa fuori Berlusconi, la nascita del Conte bis, e questa sarebbe la quarta mossa del cavallo. Cioè io ho sempre detto, attenzione, Renzi non è proprio l'ultimo degli stupidi, anche, è capace a fare queste cose qui, a tenere in ballo un governo col suo 2%, ma allo stesso tempo è un ipercinetico, lo dicevamo, quindi non si sa dove sta andando, probabilmente non lo sa nemmeno lui, tant'è che ieri la difficoltà, e veniamo un po' ai titoli dei giornali di oggi, era che diavolo di ricostruzione dare di quello che è successo ieri. Cioè, va bene, si presentano questi due con alle ali, diciamo, le due ministre e il sottosegretario Scalfarotto, che fanno? Si dimettono, quindi loro lasciano il governo. Bene, probabilmente l'interim li prende Conte, troverà un altro. Adesso vediamo quali sono le prossime mosse, anche se
non se ne dice tanto, ma probabilmente il governissimo in qualche maniera spunterà, cioè con molti partiti all'interno per poter andare avanti perché c'è la crisi pandemica. Che stavo dicendo? Quindi anche i giornalisti, siccome ha detto tutto il contrario di tutto, sembrava il miglior virologo di questo periodo, Renzi non sapevano, i cronisti non sapevano come titolarlo. Cioè, oggi c'è un pezzo mi pare fantastico anche sul Corriere di Messina, Sebastiano Messina mi pare che sì, adesso lo troverò forse, in cui spiega molto bene questo, cioè si aspettavano tutti dall'ex premier Renzi la parola definitiva, quando in realtà ha detto per mezz'ora massacrato il premier Conte, che oggettivamente è il suo unico obiettivo, per poi dire non ho nessuna preclusione per Conte, quindi il tutto e contrario di tutto, come il miglior virologo di questo ultimo anno. Quindi alla fin fine, cioè, ha detto davvero ha lasciato aperta qualsiasi possibile strada, anche quella di, pur votando i ristori, tutte le cose che sono importanti per l'emergenza di questo momento, ristori di cui non sapremo più niente, adesso vedremo quanto dura sta crisi, ha detto voto tutto, ma vado all'opposizione, ma allo stesso tempo ha anche lasciato intendere come possa rientrare in un governo con questo tipo di maggioranza, quindi tutto e il contrario di tutto. Ieri Renzi con un'abilità politica, se volete, perché è un'abilità politica questa allo stesso tempo, non rispondere senza mai dare una reale parola definitiva. Ieri i grillini invece si sono arrabbiati perché è tornato un po' Grillo che a intervenire su questa crisi, insomma, ha spinto sui costruttori, quelli di Mattarella, cioè è veramente una parabola interessante perché adesso secondo me molti non guardano lì, però è proprio nel Movimento 5 Stelle, Renzi è un Pinocchio, dice Daniela, sì, è anche un'abilità politica d'altronde, anche se ci fa arrabbiare noi cittadini, noi che non siamo dentro alla politica, non viviamo di politica, perché la politica è anche questa roba qui, è inutile dirci e nasconderci, e a volte cercare di detronizzare, a proposito, di indebolire la politica di altri, perché sempre quello che fai tu può essere solo meglio di quello che invece credi che non stia facendo un altro. Intendiamoci, il governo era comunque oggettivamente in una condizione di stallo da diverso tempo su questo. Che vi stavo dicendo? Che quindi interviene Grillo e punta il dito sui famosi costruttori. Grillo un vero pagliaccio, pure questo Daniela. Passa dal Vaffa, quindi dal Vaffa Day ai costruttori, ed è una parabola molto interessante. Noi non guardiamo il PD, cosa farà Conte, cosa fa Italia Viva che ha il 2,5, ma perché non guardiamo quelli che hanno il 32,5, oggi molti meno parlamentari rispetto ad allora, ma che inevitabilmente saranno la forza con cui bisognerà dialogare in questo Parlamento per costruire qualcos'altro, aggiungere, sottrarre, qualcosa che avranno da dire, e parla Grillo. E Grillo appunto dice questa cosa sui costruttori, dice stiamo insieme un patto tra tutti i partiti. Ha postato una lettera di Trizzino, che è un deputato che sostiene proprio questo aspetto, stiamo con un patto tra tutti i partiti, vi ho detto il governissimo, attenzione, un patto tra tutti i partiti, ed è sottointeso, dice che il governo è di Conte, dice Grillo, il governo è di Conte. Comunque non dimentichiamoci i grillini che hanno la maggiore rappresentanza in Parlamento. E di certo non vogliono andare a casa. Che cosa volevo dirvi ancora? Poi va bene, vediamo, manca la legge elettorale, abbiamo detto, Fratelli d'Italia avrebbe tutto il vantaggio. Sul fronte del virus, ieri lo ha detto molto chiaramente, poi torniamo ancora a un aspetto politico, il direttore generale della sanità del Veneto, Luciano Flor, che come negli ultimi 13 giorni in Veneto calino i ricoveri, e quindi area non critica e anche terapie intensive. Adesso vedremo il bollettino alle 12:30. Calano ricoveri in area non critica e le terapie intensive.
Quindi dov'è il caso Veneto, il disastro, il macello, la regione con più contagi? Là dove evidentemente calano questi dati. Allora, questo è una cosa di cui dobbiamo parlare o no? Il fatto che non si faccia il numero di tamponi in percentuale per 100.000 abitanti uguale o simile almeno in tutte le regioni e quindi non siano paragonabili è un tema di cui discutere o no? La regione che fa più tamponi molecolari in percentuale è il Veneto, è un tema del quale dobbiamo parlare o no? No, il Veneto è il disastro ed è quello con maggior numero di contagi. Però, insomma, facendo la famosa somma dei tamponi, siamo alla positività per tamponi del 3,48, dice appunto la regione. Oggi c'è la fotonotizia su alcuni giornali, il Corriere del Veneto in particolar modo, il Poiana ricoverato, cioè Andrea Pennacchi, cui va un grande abbraccio come tanti altri, il suo Poiana di propaganda live, è stato intubato, quindi era ricoverato da alcuni giorni, adesso è uscito, è stato estubato, quindi ha mandato un suo messaggio: so attaccare a macchina ma sto bene, una roba del genere, e quindi l'attore padovano è vittima anche lui del Covid in questa seconda ondata. Io resto aperto, io apro il 15 gennaio. Allora è una bella... Sapete che io sono uno che tiene molto al rispetto delle regole, però alla fin fine e all'attenzione per la salute, pur contestando le difficoltà della politica e la malsopportazione un po' di tutti noi. Però francamente io sono sempre stato dalla parte dei ristoratori che le regole le hanno avute, le hanno rispettate, e allora sta a noi farle rispettare o controllare che le rispettino. E allora perché, se dobbiamo decidere che non sappiamo neanche sulla scuola se è vero che non ci siano i contagi o ci siano i contagi ed prendiamo una decisione, non è cambiato nulla dalla chiusura dei ristoranti, non è cambiato nulla neanche dalle zone rosse, cioè ci hanno spiegato per settimane l'unico in questa scala di colori, l'unica che ha funzionato è la zona rossa, e chiedetelo ai lombardi. Chiedetelo in Lombardia questa cosa della zona rossa, se ha funzionato. Lombardia, dove la zona rossa si è fatta, si rischia di rifare, vedremo che cosa succede. Ma comunque i ristoranti e i bar sempre chiusi, oggi si vuole attivarli o con orari assurdi per cui l'incasso è veramente poco. C'è questa storia di Evelyn, mi pare che si chiama Ellison, di Castelfranco, la ragazza che ha 2 bar, giovanissima, e dice: io ho perso 37.000 euro negli ultimi mesi, mi hanno dato 3.000 euro di ristori. Quante volte ne abbiamo parlato? Fanno bene ad aprire, dice Daniela, sono con loro, domani infatti seguiamo la manifestazione, alla fine ci godono vedere gli autonomi nella cacca. Io spero di no, perché è veramente un disastro se è così, perché Sergio, voglio non pensare che sia questo ovviamente il pensiero, anche perché sono la spina dorsale e l'ossatura del nostro paese. Quindi sto o non sto con i ristoratori? Sono sempre dalla parte dell'imprenditoria, visto che molti me lo chiedevano ieri. È chiaro, mi auguro e so che sono persone coscienti che non faranno, diciamo, eccessi nella provocazione con rischi per la salute, ma è vero che il fatto di essere o chiusi o aperti ha inciso 0 sulla curva dei contagi, ha inciso 0. Vogliamo dircelo? 0. Abbiamo tenuto chiusi i ristoranti e cosa è cambiato? 0 sull'ordine di grandezza. E quindi le famose attività sacrificabili, andatelo a dire agli imprenditori che sono ai ristoratori. Siamo andati lunghissimi. I vaccini sono 885.814 nel nostro paese, il Veneto 85.600 dosi somministrate, il Friuli Venezia Giulia 23.420. Si rallenta un po', l'avevamo già anticipato nei giorni scorsi, ora lo dicono tutti, perché bisogna fare magazzino per la seconda dose, perché appunto non sappiamo se arrivano o non arrivano. No, lo sappiamo, devono arrivare. Però, insomma, questo è un dato importante. Il caso Donazzan, che canta Faccetta Nera a Radio 24, non è finita, perché si è arrabbiata ovviamente la comunità ebraica, si sono arrabbiate le opposizioni, tutto quello che è. Cosa succede? Il Veneto, con la sua posizione a Zaia, inventa, diciamo, o meglio sfrutta, lo racconta molto bene oggi Marco Boneto, lo racconta anche il gruppo, il Gazzettino mi pare, e il gruppo Gedi ovviamente, che cosa? Un tipo di istituto poco utilizzato, che è la mozione di riserva, che cosa fa? Sapete quante volte abbiamo detto che con quello quel risultato straordinario di Zaia mettevano in difficoltà l'opposizione, che addirittura non ha neanche i numeri per chiedere una seduta straordinaria, no, non arriva a 10. Bene, cosa succede? Per questa mozione di riserva servono 10 persone, l'opposizione 9, che fanno? Dov'è il decimo che
può aiutare questa opposizione a dire oh, discutiamo in aula di che cosa è successo, di che cosa ha fatto Elena Donat-Zan, direttore di una certa classe politica, ha sempre ambito a distruggere le partite IVA. Sergio, sì è vero, ma ne abbiamo parlato tante volte, ma a me sembra una cosa talmente folle, ovviamente, talmente folle che non riesco a comprenderla. Distruggere le partite IVA, colpire le famiglie e le imprese. Allora, questo è un tipo di mozione urgente, un istituto mai usato in regione che ti dice che deve essere urgente, quindi va trattato subito, no? Discutiamo del caso Donat-Zan. Coinvolge Zaia, quindi coinvolge il presidente che deve venire in aula a dire la sua, quindi dirà va bene o non va bene che deve fare di questa Donat-Zan. E servono 10 consiglieri. 9, vi ho detto, sono di opposizione, il 10° spunta uno zaiano. Quindi uno zaiano, che è Valdegamberi, ex UDC, ex tante cose, oggi zaiano, alla fine appoggia la mozione dell'opposizione garantendo, diciamo, la democrazia per andare a portare questa mozione in aula e discutere del perché Elena Donat-Zan, assessore della Regione Veneto, vada alla Zanzara a cantare Faccetta Nera. Quindi sostegno, diciamo, in qualche maniera all'opposizione. Questo fa veramente sorridere, ma c'è una lettura politica, è molto facile. È lo scontro, ancora una volta, benché la Lega sia debordante e Fratelli d'Italia abbia solo 5 consiglieri regionali, tra Lega e Fratelli d'Italia anche in Regione Veneto, perché la Lega mal sopporta la crescita di Fratelli d'Italia e quindi Villanova, che era nostro ospite l'altra sera, lo speaker della maggioranza, il leghista Zaiano, alla fine dice ma perché Fratelli d'Italia non fa nulla di costruttivo, non ha nulla di costruttivo da proporre e invece dobbiamo trovarci a discutere di questo? Per arrivare lo speaker della maggioranza a dire una cosa del genere, come mai Fratelli d'Italia non ha nulla di utile, propone e invece dobbiamo arrivare a discutere del caso Donat-Zan? Per farlo Villanova ha un accordo anche con Zaia, presumibilmente, no? Perché è una mossa politica pesante nei confronti di un proprio alleato, che si porta sull'altare, diciamo, in tribunale, mettiamo così, del Parlamentino, un Fratelli d'Italia, e quindi la Lega ovviamente ne approfitta forse politicamente per dibattere di una cosa che era assurda, ovviamente una leggerezza impensabile per una donna di così tanta esperienza come Elena Donat-Zan. Bene, siamo andati lunghissimi, chiedo scusa, ci vediamo stasera a Ring alle 21 su Tele4 per discutere di questa crisi di governo, del tutto e contrario di tutto e del virologo Matteo Renzi. Buona giornata.